Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Torna l'allarme maltempo sulla Lombardia e sul Varesotto. La Protezione Civile regionale ha diramato oggi un'allerta meteo che riguarda soprattutto la fascia prealpina. Un flusso in quota da sud-ovest porterà ad un graduale aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse già nella notte sui settori occidentali, tendenti a diffusione nel pomeriggio di domani con maggiore interessamento dei settori alpini e prealpini. L'allerta scatterà da mezzanotte, il rischio è legato soprattutto ai temporali. Segnalati possibili danni a coperture e strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento, rottura di rami, caduta di alberi, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità. Attenzione anche ai fulmini e rischio per le coltivazioni agricole. C'è apprensione per 3 alpinisti rimasti bloccati sul massiccio del Monte Rosa ad oltre 4.000 metri. Gli scalatori avevano approfittato della giornata di festa per compiere un'ascensione in quota, ma il repentino cambiamento del tempo si è rivelato un grave problema mentre procedevano lungo la cresta del Soldato. La cordata si è bloccata a circa 4.100 metri di quota. L'allarme è scattato intorno alle 15 di oggi. I malcapitati sono sfiniti con un principio di ipotermia, bloccati in una zona interessata da fitta nebbia. Le condizioni meteo non consentono purtroppo al servizio regionale di elisoccorso di raggiungerli, per cui sono state elitrasportate da Alagna Valsesia al rifugio Mantova 2 squadre del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. È una lotta contro il tempo, quella iniziata dai soccorritori impegnati a raggiungere e trarre in salvo i 3 alpinisti prima dell'imbrunire. Allarme Covid in continuo regresso, come dimostrano i bollettini quotidiani diramati da Regione Lombardia. 2.361 è il numero di nuovi casi registrati oggi, con un tasso di positività all'8,6% e i ricoveri in diminuzione. 174 i contagi in provincia di Varese, ma non per questo è il caso di mollare la presa. L'appello arriva da Fabrizio Pregliasco, il virologo direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. Per questa estate consiglio di usare le mascherine come gli occhiali da sole. Sono ancora consigliate soprattutto per i soggetti fragili, ha osservato. Purtroppo, negli scenari futuri non possiamo escludere nuove restrizioni. Uno scenario che speriamo di non dover adottare, ma che non possiamo escludere. Secondo il virologo, la pandemia proseguirà con andamenti ciclici e probabilmente il prossimo autunno e inverno ci saranno altre ondate di risalita della malattia. Ora una notizia di spettacoli. Avrà come location il Lago d'Orta, le pendici dei tornanti delle strade del Mottarone e il paese di Armeno, il nuovo film di Stefano Mordini, regista già premiato al BAF di Busto Arsizio, dal titolo To Win. Sono iniziate oggi, davanti a molti curiosi, le riprese del film che sarà in concorso a Cannes e che vanta nel cast d'eccezione anche la presenza di Riccardo Scamarcio e del tedesco Daniel Brühl. La storia verte sul campionato mondiale a rally del 1983 e sulla rivalità tra l'italiana Lancia e la tedesca Audi. Ad Armeno saranno impegnate circa 80 comparse, le riprese si svolgeranno fino all'8 giugno. Varese dalla parte delle donne, vediamo l'intervista di Barbara Zanetti con le immagini di Agenzia Blitz a Francesca Ciappina, neopresidente del Consiglio di amministrazione di ACSM Agam Ambiente, finalmente una donna in un ruolo di primaria importanza. Francesca Ciappina, neopresidente di ACS Agam Ambiente e consigliere comunale a Varese per il PD, dimissionaria per, diciamo così, per opportunità per seguire il nuovo incarico. Qual è il suo nuovo ruolo e di cosa si occupa ora ACS Agam Ambiente, visto che l'appalto dei rifiuti nel capoluogo è stato affidato alle imprese Sangalli? Sì, io sono l'incarico è quello di presidente del consiglio di amministrazione appunto di ACS Agam Ambiente SRL, quindi con le conseguenti funzioni previste in generale dalle varie norme. ACS Agam Ambiente si occupa di igiene ambientale, quindi quindi raccolta rifiuti. Nonostante non abbia più l'appalto per quanto riguarda Varese, si occupa di igiene ambientale, quindi raccolta rifiuti su tutto il territorio della provincia di Varese e anche di Como. E inoltre ha un termovalorizzatore sul territorio di Como che simboleggia un po' ACS Agam in generale ha una grande sensibilità per quanto riguarda la sostenibilità e l'economia circolare. Il termovalorizzatore di Como rappresenta un po' la realizzazione pratica di queste priorità per quanto riguarda in generale il gruppo ACS Agam.
Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani alle ore 13 e vi auguriamo una buona serata.